Buonasera a tutti, benvenuti voi, nuova de oggi, di 28 del suo mese di agosto 2026. Oggi pare che la linea sia tornata e quindi potremo fare siete nuova, se tutto pronto, quando sono andato a trasmettere, non trasmettia. Chi dimos quando si presenta a Seida, oggi invece si presenta di voi, copulata, in fase di copulare netta, insomma, mai di morire non era su Saravallo. Poi, e su Saravallo invece non era sul contrario, non era che oggi resta spalazzato, però questa fotografia è fatta a Como, è fatta da un sistema meteorologico che batte in bici, è la piccola IQ, è alta vista, e quindi non lo so, no, per lo Saravallo non è andata a spalazzato fino alla Sastrese e poi calcolato un pacco e poi tornata a spalazzare 38 gradi temperatura massima 26 minima, quindi più o meno che a Eresi mi pare 39, oggi è 38 gradi, quindi calore puro. Invece, e di su Crasa, Zappato 32 gradi, l'abbassato un pacco, la massima è 21 la minima, anche te pacco tutti il diamo da 17 a 9 e poi resta mezzo cocolato e spalazza attraverso la schimbele ortaidie. Bene, entriamo in argomento subito chissà esta del suo miracolo, scusate, in cortes apertas, però non riesco se me la apposta in ordine, come non sono in ordine. Ecco qua, vabbè, in ordine. Autonomo Barbagia, Kimbersese de Capitani. Idimo diretto su programma, mi lo sa disordinato, ma no, andiamo un attimo, ecco, Bittico stessa come pagina, la mondiale, se andiamo a su programma, e diamo un pacco, programma di diversi no, che no, non scombussolato, ecco, sabato 5 settembre, dalle ore 9, apertura delle cortes con degustazione di prodotti tipici, esposizione dei prodotti dell'artigianato e dei manufatti e punti di ristoro nelle vie del paese. Dalle ore 9.30 alle ore 11, un mare di birra, viaggio sensoriale nel mondo della birra artigianale abbinata a piatti della tradizione bittese, visita al microbirrificio Santo Iorgi di Andrea Chirra con spiegazione del ciclo di produzione della birra, partendo dal corso Vittorio Veneto 94. Dalle ore 10 la magia della terra, dimostrazione della lavorazione della ceramica con la tecnica della foggiatura al torneo a cura di Terra Pintata di Brigata Salsa del 74. Ore 11 concerto del gruppo di canto a tenore seromanzese presso il Museo del Canto a tenore e della civiltà pastorale contadina, piazza Pittalis. Bene, poi vediamo il programma, penso che sia Tinocche, no? Eh, nel manco sono scombussolata, la pagina, Stinocche, domenica 6 settembre, ore 9, apertura delle Cortes, con degustazione di prodotti tipici, esposizione dei prodotti dell'artigianato, dei manufatti e punti di storo per le vie del paese. Dalle ore 9.30 alle ore 11, Toro Mare di Birra con visita al microbirrificio Santo Giorgio, spiegazione del ciclo di produzione e partenza dal corso Vittorio Veneto 94, giusto dalle 9.30 alle 11. Dalle ore 10 la magia della terra, terra pintata, via Brigata Sassari 74. Dalle ore 10 la presentazione della vestizione dell'abito tradizionale della sposa femminile a cura del gruppo Folco Giabitta, Museo della Civiltà Contadina e Pastorale, via Goffredo Mameli. Dalle ore 11 Sposo Vizzichese, la presentazione del matrimonio tradizionale di Bitti a cura del gruppo Folco Giabitta, partenza da via Nino Bixio, fianco Chiesa delle Grazie, percorso via Nino Bixio, Museo del Canto a Tenore e Museo della Civiltà Pastorale e Contadina,
poi Corso Vittorio Veneto, Piazza Sproni, con accompagnamento di fisarmonicista ed esibizione del gruppo di canto a tenore, tenore romanzesum, ritorno a Saccorte Bandino per festeggiamenti e matrimonio, via Nino Bixio, fianco Chiesa delle Grazie. Dalle ore 15.15 alle ore 16.15 concerto del gruppo di canto a tenore romanzesum, Chiesa del San Michele Arcangelo, via Sardegna. Ore 17.30 Rocco a Wac, in concerto intrattenimento musicale Piazza Sproni. Ore 18 ballate voce in concerto intrattenimento musicale a cura del gruppo folk Rabitta, via Nino Bixio, fianco Chiesa delle Grazie. Dalle ore 20 Nottambuli in concerto, serata musicale in piazza Asproni, quindi sono Nottambuli. Durante la manifestazione saranno presenti gli stand dell'azienda speciale Aspen dedicati alla valorizzazione delle produzioni artigianali e agroalimentari del territorio, con dimostrazioni dal vivo a cura di artigiani e operatori locali. Sarà inoltre presente uno stand informativo dedicato alla candidatura di Sosenator a ospitare l'Einstein Telescope, un progetto di rilievo internazionale che coinvolge da vicino il territorio e guarda al futuro della Sardegna. Durante le giornate di sabato e domenica sono previste esibizioni di gruppi di canto a tenore, esibizioni di gruppi folk con balli tradizionali e animazione per bambini. Si potrà mangiare presso i punti di ristoro dislocati lungo le vie del paese. Però vi mancata Zappatusero. Non è andata a finire Zappatusero, no, uno, purtroppo non so, ecco qua, Zappatusero e Stinocche, dalle 16, rappresentazione della vestizione dell'abito tradizionale maschile e femminile ed infantile a cura dell'Associazione Culturale Folcloristica Sabita e così anche via Nino Bixio, fianco che basta del Bischiere Corte Bandino. Dalle ore 16.30 intrattenimento musicale con la band Sand Shack, Piazza Sproni, Semolidana del Zappatusero. Ore 17 concerto del gruppo di canto a tenore Raimondo Locu presso il Museo del Canto a Tenore e della Civiltà Pastorale Contadina, Piazza Pittalis. Ore 18 intrattenimento con il gruppo etnico Susero Festenne a cura dell'Associazione Culturale Folcloristica Zabitta, Casa Bandino, Corte Bandino. Ore 18.30 Contanne Contoso, Caffè Anne in 1-0 de Ine Istiu. De fine Istiu, per una F, va bene. Ammento dei vizi, non solo a cura e non solo a cura dell'Associazione Culturale Bitardo. Canto, vabbè. Questo in piazzetta su Cantaro, via Cavallotti, fronte sul numero civico 32. Dalle ore 20.30 concerto musicale Unchidori, 20.30, alle ore 21 intrattenimento musicale con il gruppo etnico Brazzo Stento, a cura dell'Associazione Culturale Folcloristica Sabitta, via Nino Bixio, fianco Chiesa delle Grazie. Bene, poi vamos los varios puntos de ristoro, eccetera, eccetera, ma qui sono bollone che attenzione, andiamo da innanzi, in ottava, vamos al mostras però, musei, Museo Multimediale del Canto a Tenore, Museo della Civiltà Contadina Pastorale, visite guidate, complesso neuralgico romanzesum, servizi quad mountain bike, Sardinia Experience Quad Tour, escursioni storico, panoramiche in quad, BT e dintorni. Per prenotazioni telefonare 366 37 93 524. Fabio, poi Priscilla 389 69 73 525. Partenza da Piazza Asproni. Costruiamo già Instagram, da innanzi vediamo solo un parco, mostre ed esposizioni. Parco BT-Rex, esposizione all'aperto dei dinosauri e mostra degli insetti, aperto tutto l'anno. Telefono 392 62 10 280, località Sai Leone.
a disposizione bus navetta per trasferimenti da Bitti a Bittirex e viceversa. Inviti, poi iniziati gli itinerari dell'identità, Caminos e Identitate. Misura 19, sostegno allo sviluppo locale, leader CLLD. Vabbè. Lungo le vie del paese. Gal Baronia questo. Poi mostra Magic Land, associazione culturale Bittard, Bittard, villaggio in miniatura in movimento, un mondo in miniatura che prende vita, giostra girevole, trenini in corsa, scene che si animano su paesaggi montani, un viaggio in un microcosmo incantato dove la fantasia incontra il movimento per regalarti uno spettacolo da favola. Via Cavaduti 32. Il gioiello sardo nella sua bellezza tradizionale e cultura, nella sua bellezza, tradizione e cultura, mostra esposizione del costume vitese con i suoi pannelli a mosaico raffiguranti gioielli in parete esterna a cura della gioielleria Mondi, via Museo 4. Colores de Ammentolo di Efisi e la Macchia, Asilo Vecchio, Corso Vittorio Veneto, Associazione Culturale di Trekking e Rigolostio, foto di paesaggi del territorio di Bitti e quadretti contenenti diverse essenze arboree del territorio con la guida di 2 esperti botanici. Corso Vittorio Veneto presso sede CCL, questo mostra su trekking. Poi esposizione di magliette e foto per memorabilia della Polisportiva Bittese a cura della Polisportiva Bittese, salone parrocchiale. Mostra esposizione e decorazione in diretta, sas piscina e sas femmina, da manufatti artistici, di design incentrati sullo stile sardo, raffiguranti decori e gli abiti tradizionali della Sardegna su ceramiche, legno e monili in argento del brand Sas Piscina e Sas Femina. Asilo Vecchio, Corso Vittorio Veneto. I tesori della terra, mostra di minerali e gioielli creati con minerali e affini a cura di Lidia e altro. Asilo Vecchio, Corso Vittorio Veneto. Esposizione di quadri di Michele Ghisu, Asilo Vecchio, Corso Vittorio Veneto. Le amiche di Freia, Janas e Galanas, esposizione di dipinti e stampi di abiti tradizionali sardi, in particolare di quello bitese. Janas nelle leggende, le anime delle piante selvatiche raffigurate nei volti delle amiche di Freia. Corte Tonino Manca, via Marconi. Mostra vestiario tradizionale bittese a cura del gruppo Folco Sabita, Corte del Bannino, via Nino Bixio, fianco Chiesa delle Grazie. Esposizione e vendita di Salbertulendasa, manufatti artigianali realizzati con tessuti del costume tradizionale a cura del microbirrificio Santo Giorgi di Andrea Chirra, Corso Vittorio Veneto 94. La ceramica bittese, esposizione e vendita di manufatti in ceramica a cura di Terra Pintata, via Brigata Sassari 74. Poi vabbè, abbiamo su spunto il ristoro. Eccoli qua, dove mangiare e dormire, Giulittu, Razzodia, Berenvesta Rosseggio, Oasi Tepilora, Sadomo e Diosa, Santo Tomasa, Birrificio Santo Iorgi, azienda agricola Sai Leone, Calavrina azienda agrituristica casearia, Dogolai agriturismo, Ertila agriturismo, il Pomodoro ristorante e pizzeria, Nautilus pizzeria su Campero. Info Comune di Bitti, Ufficio Cultura. Va bene, andiamo da innanzi. E non hanno chi sono tambulo, bisogna appunto in bici, su timbe, ma poi bisogna pure in bolla, su batolo. Ecco qua, tiriamo da innanzi, di questa prima pagina, l'isola come un forno, caldo record ed incendi. Temperature oltre 40 gradi, anche oggi la Sardegna boccheggia. Tutti i segreti delle nozze dell'anno, ma non la futti nuda, e vale dai domiciliari
evade dai domiciliari. Il padre gli telefona, fermato per la multa e poi arrestato. Centrodestra attacca Todd, solo propaganda. Relativa a sua pagina dei Pinna Nobile si è strappata, ha denunciato un turista. Gnaccara la cama in occa, in gadura. I primi sardi estinti 8.000 anni fa per una violenta crisi climatica. Il loro DNA non è collegato alle popolazioni successive. Pronto soccorso, girone infernale, attese infinite, chiusure improvvise, pazienti parcheggiati nei corridoi. Questo c'è il pronto soccorso, se tu batta un afflusso di popolazione non è differente. Fotovoltaico senza speculazione, studio del CRS4 sull'uso dei tetti privati. Caldo come ai tropici, notti bollenti, scusate, oltre i 30 gradi. Chiuse le scale delle grotte di Nettuno ad Alghero. Andiamo da Innantisi, dalla regione in arrivo 4,4 milioni in vista dell'Einstein Telescope, risorse per la rigenerazione urbana di comuni di Lurabiti, Onani e Orume. Questo è l'articolo vero che non vuole la polizia, vuole le goie. La regione ha stanziato 4,4 milioni di euro per la rigenerazione urbana dei 4 comuni coinvolti nella candidatura di Sosenato a ospitare l'Einstein Telescope. La giunta regionale ha approvato i criteri per distribuire le risorse tra i comuni di Luna, Bitti, Orani e Orume, accompagnando così la candidatura dell'area al progetto scientifico insieme alla riqualificazione dei territori e delle comunità coinvolte. La finalità, le risorse previste dalla legge regionale di stabilità 2026 saranno ripartite in parti uguali tra i 4 comuni, con un massimo di 1,1 milione di euro ciascuno. I finanziamenti potranno essere utilizzati per recuperare edifici pubblici e spazi urbani, realizzare infrastrutture verdi, rafforzare i luoghi di aggregazione e di inclusione e migliorare sicurezza, accessibilità e qualità urbana. L'assessore, l'Einstein Telescope è molto più di una grande infrastruttura scientifica, è una straordinaria occasione di sviluppo per la Sardegna, sottolinea l'assessore degli enti locali finanze e urbanistica Francesco Spaneglia. La candidatura stessa è un'occasione di rigenerazione dei territori. È giusto prepararli oggi poiché potrebbe accogliere una trasformazione dalle importanti ricadute scientifiche, economiche, occupazionali e sociali, rafforzando la qualità urbana e di vita di chi già abita il territorio, così come per coloro che verranno, delle future generazioni. La candidatura di Sosenato deve rientrare anche in un progetto di crescita territoriale e di sinergia istituzionale, dice ancora l'assessore regionale. Con queste risorse la Regione sostiene concretamente i comuni e li mette nelle condizioni di intervenire sui propri centri urbani. Recuperare patrimonio e spazi pubblici e migliorare i servizi, le strategie. È così che una grande sfida internazionale può tradursi in una ricaduta concreta per le comunità. Una grande infrastruttura può diventare davvero un'opportunità solo se cresce insieme ai territori che ha ospitato. Per questo, conclude l'assessore degli enti locali, finanza e urbanistica Francesco Panetta, è fondamentale lavorare fianco a fianco con i comuni, mettendo sullo stesso piano l'opera, le esigenze delle comunità e le prospettive di sviluppo dei territori. La collaborazione tra istituzioni è la condizione per costruire un progetto capace di avviare una crescita duratura in Sardegna. Progetti finanziabili. L'intervento si inserisce nella strategia regionale a sostegno della candidatura già accompagnata da una governance dedicata all'accordo sottoscritto con i 4 comuni direttamente interessati, Lula, Bitti, Onani e Orune. I progetti dovranno avere carattere organico e di interesse pubblico, essere coerenti con i caratteri ambientali e storico-culturali dei luoghi
e rispondere ai bisogni delle comunità, intervenendo anche su situazioni di degrado, abbandono e perdita di funzioni urbane. Quindi non si tratta quindi di intervento su questo privato, ma tutto gruppo su pubblico. A allevamenti, aziende virtuose, prevenzione all'85%, ASL, normative rispettate su igiene e benessere animale. Ne siamo scontenti veramente di questa cosa. La provincia punta, caso Pastore Nostro, sono facchene, tu dove sono? La provincia punta sulla Fondazione Marreri, centro per l'autismo più vicino all'apertura. Il presidente, cioè Ciccolini, 240.000 euro per la messa a norma dei locali, lavori entro 15 giorni. A distanza di 18 anni dall'avvio del progetto può ripartire l'iter dell'entrata in funzione del centro per l'autismo, struttura prevista nell'area di Marreri, lungo la vecchia strada provinciale per Siniscola. La titolarità dell'omonima fondazione è costituita da provincia, familiari dei pazienti e istituto agrario Brau, che opera in quel servizio complesso edilizio. Bella e metta comunque mi pare che però ititancata. Carbonia, Isili San Gavino, pronto soccorso allo stremo. Oi oi oi. Male. Neurochirurgia rischia la paralisi a Nuoro. È scaduta la convenzione con il Brozzo, situazione sempre più grave. Un ospedale in affanno, ecco il San Francesco di Nuoro, tanto per cambiare, situazione sempre più grave, scaduta anche la convenzione della neurochirurgia che garantisce l'arrivo dei medici dal Brozzo, budget totale da 273.000 euro. Denuncia il consigliere provinciale e capogruppo del centro-destra Pierluigi Saiu. Più telecamere per le poste banche non ci interessa, fonti per la viabilità e centro Marreri, l'abbiamo già lesso il giornale, quindi Anna Bene Gai. Anna Bene, andiamo da innanzi, i primi sardi si estinsero per una crisi climatica 8.000 anni fa. Un bell'articolo, questo io anche l'avevo già letto, lo raccomando a tutti, il loro DNA non è collegato alle popolazioni successive, gli straordinari ritrovamenti in una grotta su una spiaggia. Sono due pagine, metà bella, eccola, allarme temperature, Sardegna 40 gradi, l'isola è una fornace, record storico delle minime, Sorso 36,6 gradi, Stintino 33,2 gradi, al minimo, violente raffiche di vento, allarme ad Alghero e Porto Scudo, ondate di calore e cervello, la salute mentale è a rischio. Lo psichiatra Bernardo Carpiniello spiega gli effetti negativi. Non è solo un modo di dire, il caldo dà alla testa ed esce scientificamente provato. Le alte temperature alterano numerosi meccanismi fisiologici e quindi il benessere psicologico con conseguenze anche rilevanti, soprattutto per i soggetti più a rischio, dal peggioramento del sonno, ed è noto quanto dormire poco e male incida su qualità della vita, umore e relazioni sociali, all'aumento poi degli episodi suicidari. Cos'è non credere, io. Pannelli sui tetti, la via sarda dell'energia, nonostante le scoperte dell'uomo di Colombo. Però le cose poi non sono mai facili, l'isola utilizza 7,8 terawattora annui dal fotovoltaico sopra gli edifici e se ne possono ricavare fino a 22. Studio del CRS4, il fabbisogno elettrico sarebbe coperto senza consumo di territorio. Siamo scontenti di questi studi. Fino a così, non è che vi creda cometa, chi basta. Morta impiccata, allora no, Bologna che solo questo, segnale d'aiuto, salvata una giovane, fermato per molestie. Allora, segnale di aiuto già che degai, no? Piegare il pollice e chiudere le dita
contro il palmo della mano, è il signal for help, segnale di aiuto, gesto convenzionale per chiedere aiuto in una situazione di pericolo senza attirare l'attenzione dell'aggressore. A Savona ha salvato la vita ad una giovane donna aggredita e molestata da un uomo sconosciuto alla fermata di un autobus. La ragazza ha mantenuto la calma e rivolto il gesto ad un'altra giovane in attesa del bus e ha rivolto il gesto ad un'altra giovane in attesa del bus. Quest'ultima ha compreso il messaggio e chiamato il 112. I carabinieri sono intervenuti fermando nelle vicinanze un uomo di 46 anni già noto alle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi il gesto aveva contribuito a salvare una ragazzina di 14 anni a Roccacencia, la periferia di Roma. La giovane era in auto con un uomo che avrebbe tentato di abusare di lei. Gli agenti hanno notato il suo segnale mentre l'uomo era entrato in un negozio e sono intervenuti arrestandolo per violenza sessuale aggravata. Noker Gai. E comunità aumentate, per lo basta tancare quelli che vanno in Sapranta, cioè praticamente, che vuol vedere, ecco qua, basta tancare quelli che vanno di voi Sapranta e poi tancare il punto. E questo stesso segnale di allarme che hanno il bisogno, insomma, dovete fare per voi, tancare questi polli e poi tancare lo spugli, tancare il punto. Bene. Carburanti caro controesodo. La spesa per gli automobilisti è di 429 milioni in più rispetto al 2025. I consumatori, l'associazione, gli spot non danno risultati. Fa discutere la benzina del sindaco. Non la può compreso questa benzina del sindaco. Vabbè. Accise a settembre, interventi mirati su reddito e ISEE. Governo al lavoro, ma in maggioranza non c'è l'accordo. La Lega pensiamo al ceto medio. Secondo le accise fino a 5 settembre, sconto sulle accise fino al 5 settembre. Poi potrebbe esserci una nuova piccola proroga con le accise mobili, come accaduto in precedenza. Dopodiché stop ai tagli generalizzati alla pompa per introdurre interventi mirati e selettivi destinati a famiglie e lavoratori a basso reddito e alle categorie professionali più colpite come gli autotrasportatori. Andiamo alla politica internazionale. Trump, Putin non attaccherà la NATO, una rataissima crisi dopo l'ok di Burman alla consegna dei progetti missilistici a Kiev. Cioè l'Inghilterra ha consegnato il progetto sul missile a lunga gittata a Kiev. Il presidente USA dopo le minacce di Mosca sugli obiettivi militari inglesi minacciati di attaccare l'Inghilterra. Israele valuta l'espulsione dei britannici, estinguerra Kinshasa inglese. Morto Mladic, il macellaio di Srebrenica. Dai prima ti devi a morire. 3 italiani dispersi incubo seconda ondata, siamo italiani purtroppo del disastro che sono uno dopo l'altro, Nepal e Tibet, situazione drammatica tra Nepal e Tibet, il fiume è bloccato, si sta formando un'altra diga, cioè praticamente su Rivu, quindi si china a scorrere, si è formata una diga da Costa Vrana, e poi c'è spero da un momento a sapere. L'angoscia dei familiari di Marco Ratto era lì in vacanza, non abbiamo notizie. Sulla strada del Monte Kailash, strage di pellegrini. Finora 288 indiani
irrintracciabili, molti impegnati in un viaggio religioso. No, via, via. Il ghiacciaio si è staccato per il caldo. Questa è l'esperta. Il distacco del ghiaccio, spiega la climatologa del CNR Maria Baldi, è senz'altro stato causato dal riscaldamento globale. Le indagini scattate dai satelliti dell'Earth Observing System della NASA prima e dopo l'evento mostrano che è venuta a mancare una parte del ghiacciaio. Non fanno però capire ancora il volume totale rimasto. Previsioni su quanto ci potrebbe essere il nuovo crollo e sulla sua intensità non possono perciò essere formulate. Il fenomeno, secondo Baldi, potrebbe ripetersi se dovesse cederne anche la restante parte. I rischi per la popolazione sopravvissuta quindi sono tuttora persistenti. Baldi sostiene che il fenomeno che si è verificato tra Nepal e Tibet può essere classificato come alluvione, purché se ne sottolineino i concomitanti eventi. Si tratta della fusione del ghiacciaio e della frana con il crollo dei detriti, mentre la scossa di terremoto determinata dal crollo del ghiaccio è stata ininfluente nella formazione della gigantesca frana. A confermare che il sisma è stato una conseguenza del crollo e non viceversa è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alla luce delle ultime analisi dei dati sismici e delle immagini satellitari. Via. Desastre que en custo terminamos esta novela de hoy e nos damos appuntamento torna a casa, siamo a tesora, non quere partire la sigla, ecco qua este a posto, oggi sarete a manteso, ma in questo dia sarete este veramente disastrosa. Nessuno ha fatto commento, va bene? Quindi sono abituati chi prima la sayana carti buongiorno e buonadì eccetera eccetera, mi pare che non mi sia intruso. E quindi pazienza, non dai nani. Chi è beste è beste. A mentre vedere a tutto dai Bizzi TV, adiosu e mentre a casa, a tutto lo schisono, amantioso, di Bizzi TV e pure a Sosate, buona dia. A tutti.